La giunta non si azzera, nonostante gli annunci, gli assessori devono essere considerati in carica, dice il presidente della regione Nello Musumeci in conferenza stampa. La crisi dunque proseguirà almeno fino a domani, quando il governatore incontrerà Fratelli d'Italia e Lega dopo un vertice in programma nel pomeriggio di oggi con l'UDC. Ma per il governatore addirittura è una falsa idea, non c'è nessuna crisi di governo, scandisce, nessun partito l'ha dichiarata. Alle 12 il governatore incontra i suoi assessori per una nuova riunione. Le deleghe non saranno ritirate nonostante la crisi di governo iniziata la settimana scorsa con il voto dell'Ars sui grandi elettori che ha relegato Musumeci al terzo posto alle spalle del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e del capogruppo del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola. C'è stato un voto anomalo in aula, dice il governatore. Era un segreto, quindi non posso individuare la forza politica. Ho alcuni riferimenti perché mi era stato anticipato dagli interessati, altri non so chi siano. Musumeci è entrato anche nel dettaglio dei colloqui avviati dopo che il governatore ha annunciato l'azzeramento con un video Facebook. Forza Italia e Cantiere Popolare, dice il presidente della regione, mi hanno detto che non vogliono cambiare assessori. Gli scenari possibili sono dunque tre: quello di una conferma degli attuali assessori, un'aggiunta del presidente con fedelissimi e qualche tecnico, oppure le dimissioni di Musumeci con un ritorno alle urne in primavera.